Buonasera a tutte voi e buonasera a tutti voi che siete qui. Continuiamo con le nostre brevi, ma non troppo, lezioni dedicate alla cultura sarda, antropologia e quant'altro di Sardegna. Oggi avevo intenzione di, inaugurare un ciclo di 3 lezioni, immagino che sarà proprio di 3 lezioni, dedicato al dicembre in Sardegna. Parleremo di diversi argomenti che avranno a che fare con questo mese chiaramente e partiremo oggi insieme parlando di Santa Barbara. Oggi 4 di dicembre, non so quando voi stiate ascoltando, quando tu stia ascoltando questa lezione, ma in realtà la sto registrando il 4 di dicembre, giornata nella quale si festeggia in Sardegna, nel resto d'Italia ed Europa, questa santa così speciale, così interessante che ha richiamato la mia curiosità e l'ha richiamata perché è una santa straniera o quasi estranea. Vedremo fra un attimo cosa intendiamo con questo estranea e straniera, che ha una serie di connessioni molto intriganti e molto interessanti con quel mondo pagano che la Sardegna è evidente non ha mai dimenticato. Questa lezione sarà ridotta rispetto alla lezione originale, cioè sarà un po' più sintetica. Alla fine dell'incontro ti racconterò come è possibile avere la lezione intera dedicata al ciclo Dicembre in Sardegna. Durante questa lezione parleremo di Santa Barbara, nelle prossime lezioni parleremo di Lucia e parleremo nella terza lezione invece di Natale, Paschigedde in Sardegna, e vedremo quali sono le tradizioni odierne, diciamo, del Natale, tradizionali, e da dove prendono spunto queste tradizioni. Parleremo di un sacco di cose interessanti che daranno più consapevolezza in merito a questo periodo che normalmente attraversiamo piuttosto in fretta. Per cui non perdiamoci in ciance. Io sono Claudia Zedda, antropologa, mi occupo di etnobotanica, sono scrittrice e mi occupo soprattutto di Sardegna, di tradizione popolare sarda. Se volete conoscere meglio i miei profili, visitate non solo questo dove vi trovate, cioè il profilo YouTube, ma visitate anche il profilo Instagram e le mie pagine, i miei blog, diciamo così. Vi lascio tutti i link in descrizione, nella descrizione alla lezione. Perfetto, ora partiamo e diamoci 2 minuti per introdurre questo periodo che per me è un periodo decisamente speciale. La premessa prima, ovviamente, della nostra lezione è chiaramente questa: questo periodo, questo mese, è un mese che è stato speciale da diversi punti di vista e per diverse popolazioni. Tendenzialmente il periodo che andava da Santa Lucia, ma anche prima da Santa Barbara fino al giorno dell'Epifania, veniva detta in tutta Eurasia, in modi ovviamente differenti, ma il concetto rimaneva questo: era un periodo di crisi solstiziale. Cioè, cosa stava succedendo? Il mondo si rendeva conto, gli uomini e le donne si rendevano conto che il sole stava iniziando a perdere luce, quindi calore, quindi forza, e da qui nascono una serie di pratiche differenti in tutto il mondo che tendono a fare una cosa importante: restituire forza al nostro carissimo sole. Quella nuova tradizione, perlomeno in Sardegna, relativa all'albero di Natale completamente illuminato da tantissime luminarie intermittenti, probabilmente fa capo a quell'antica tradizione di accendere fuochi che avrebbero stimolato con luce e calore la rinascita del sole. Non dimentichiamoci appunto che proprio in questo bellissimo mese ci sarà l'apertura di una porta solstiziale. Questa apertura avverrà il 21 di dicembre, che darà avvio all'inverno e soprattutto darà avvio a quella che un tempo sarebbe stata nominata come rinascita del sole. Quindi questa idea era comune a moltissime religioni antiche, moltissime popolazioni di ieri, e quando il cristianesimo fa la sua comparsa, non solo in Sardegna, ma ovviamente in tutta l'Europa, succede qualcosa di interessante. Si trova un periodo religioso molto denso, e quindi in un certo qual senso si trova nella condizione di doverlo cristianizzare, e lo fa senza troppi scrupoli laddove può. Vedremo infatti che Barbara, la santa della quale parleremo oggi noi, ha moltissimi antecedenti pagani, quindi è probabile
possibile che il cristianesimo ci abbia messo in un certo qual senso il pallino, la zampina, diciamo così, però noi oggi abbiamo la possibilità di andare un po' a frugare nel passato e quindi trovare risposte anche un po' insolite e differenti. Quindi là dove può cristianizza, vedremo questo esempio con Lucia e con Barbara, ma anche con moltissime altre tradizioni che vi racconterò in occasione della Vaschiggiata, quindi del Natale. Là dove in realtà non ci riesce, bene, le tradizioni rimangono pagane e vengono o dimenticate o demonizzate, quindi troveremo nelle prossime lezioni anche delle discussioni che ci metteranno in luce diversa Babbo Natale, Krampus, Udino, San Nicola, e mi auguro di riuscire anche a fare un approfondimento sulla Befana, Saeccia con sa scova in Sardegna, in alcuni casi è chiamata così, la vecchia con la scopa, che si tratta di una figura meravigliosa. Quando inizia il Natale? Beh, il Natale inizia subito dopo i festeggiamenti di Santa Lucia, ma il periodo del Natale è un periodo pregno di festività. Lo vedremo nelle prossime lezioni, ma ricordatevi che già agli inizi di dicembre in Sardegna uscivano le prime maschere, c'erano i primi fuochi, quindi Natale diventa un periodo non solo natalizio, scusatemi, dicembre diventa un periodo non solo natalizio, ma è un periodo nel quale si aprono le danze dei carnevali, ma soprattutto è un periodo durante il quale, secondo le tradizioni di ieri, i defunti arrivati nel nostro mondo dei vivi in novembre, beh, sono ancora presenti e rimangono e portano doni ai viventi per poi andare via dopo il periodo carnevalesco. Quindi Natale sì, momento di doni, momento di rituali comunitari, momento di incontro, ma il dicembre in senso largo è un periodo decisamente denso di appuntamenti portentosi. Io vado avanti perché, vi ripeto, non parleremo, questa non sarà la lezione completa, nella lezione completa vi racconterò il nome di dicembre in sardo e cercheremo di comprendere perché questo nome, ci sono delle attestazioni piuttosto interessanti. Oggi in realtà ci dedichiamo all'argomento questo, Santa Barbara, quindi il secondo capitolo. E quindi prima di andare avanti cerchiamo di comprendere chi è questa Barbara, cosa ci dice la religione, cosa ci dicono le storie agiografiche di Barbara. E notiamo immediatamente che c'è un po' di confusione all'interno di questo mito o di questa storia. Barbara viene collocata in un periodo storico non preciso e questo avviene solo quando i santi sono tardi, la loro elaborazione è piuttosto tarda, cosa che evidentemente è successo con Barbara. La leggenda colloca la vita di Barbara tra il III e il IV secolo, nasce in una città d'Oriente ma non sappiamo nemmeno con precisione quale sia, e ovviamente il contesto è un contesto romano. Secondo alcuni nasce in Turchia, secondo altre storie nasce in Libano. Non sappiamo con precisione quale sia la sua casa vera per davvero. Sappiamo però di certo che è figlia di un ricco pagano, Dioscuro, già il nome è abbastanza esemplificativo, la chiude in una torre perché? Perché vuole proteggerne la bellezza e controllarne la sessualità. E già qui siamo un po' all'interno della fiera dell'assurdo. Non sappiamo come, perché il racconto non lo mette in chiaro, ma Barbara, chiusa in questa torre, entra in contatto con il cristianesimo e in gran segreto si converte. Quindi già in questa storia ci sono un po' alcune incongruenze che aumenteranno. Le prepara il papà un piccolo bagno privato nel quale lei si può bagnare quando lo desidera, e questa torre, come voleva la tradizione, aveva 2 finestre. Barbara però, quando rimane sola, decide di aprire una terza finestra. Quella sarà la terza finestra dalla quale Barbara riuscirà finanche ad uscire in volo, quindi superpoteri per la nostra Barbara, e utilizzerà questo bagno che il padre Dioscuro gli ha creato per generare o mandare avanti una sorta di battesimo clandestino. Quindi sola in una torre, viene illuminata dal cristianesimo e sceglie in totale autonomia, cosa che in realtà non doveva assolutamente avvenire, di battezzarsi, e il battesimo è clandestino.
Ovviamente il padre a un certo punto si accorge di questo, cambiamento della figlia, della conversione della figlia, e la consegna a un prefetto causandone sostanzialmente il martirio. Il prefetto inizia, a infliggergli delle torture che sono particolarmente creative, bruciature, ferite, flagelli, ma ogni notte le ferite di Barbara, si rimarginano magicamente. E anche quei tizzoni che l'avrebbero dovuta bruciare, in realtà prima di toccarla sì, di toccarla, scusate, si è aperta una pagina così a caso, si spengono perché Barbara deve essere intoccata e intoccabile, è evidente. Eppure, il prefetto non si arrende, Barbara non rinuncia alla sua nuova fede e quindi a un certo punto viene condannata alla morte per decapitazione. Il boia sarà stranamente il padre che improvvisamente, senza darle nessun tipo di preavviso, saluto, abbraccio o qualsiasi cosa ci si immagini possa avvenire tra padre e figlia, la uccide senza preavviso. E questo è un dettaglio che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché Barbara in Europa, in Italia e in Sardegna diventerà quella santa che protegge dalle morti impreviste, immediate, quelle prive di preavviso. Una cosa interessante che succede è che il papà, quando se ne sta tornando beatamente a casa dopo aver decapitato, decollato la figlia, muore carbonizzato all'istante da che cosa? Da un fulmine. Qui abbiamo ovviamente due degli elementi più importanti che fanno parte della tradizione cristiana di Barbara. Barbara diventa protettrice delle morti senza preavviso e diventa in un certo qual senso la signora dei fulmini. Vedremo un pochettino che genere di accezioni questi dettagli prendono in Sardegna. Non è un caso dunque che Barbara diventi anche la signora dei temporali, viene invocata contro i temporali, mi riferisco ovviamente alla Sardegna, ma è anche protettrice dei minatori e di tutto quello che ha a che fare con le esplosioni improvvise o previste. La sua festa accade, l'abbiamo preannunciato prima, il 4 di dicembre e Barbara è una di quelle 14 ausiliatrici che portano ausilio, sante e santi, destinata soprattutto alla protezione di queste figure professionali, diciamo così, artiglieri, minatori, artefici, pompieri, pirotecnici, chi lavora con gli esplosivi e con le polveri in generale, ma soprattutto in Sardegna viene invocata contro fulmini, incendi, esplosioni e, come vi ho accennato, la morte improvvisa. Quindi il mito agiografico, un po' strampalato da alcuni punti di vista, dà i dettagli, dà gli strumenti di lettura di questa figura. Barbara, non dimentichiamocelo, in lingua greca significava straniera o estranea. E adesso cercheremo di capire in un certo qual senso straniero e estranea da che cosa. Se vi state chiedendo, se ti stai chiedendo chi sono queste 14 ausiliatrici e ausiliatori, diciamo che sono una sorta di team specialistico del mondo cristiano popolare, nascono e anzi meglio si sviluppano, diventano particolarmente potenti in contesto medievale tra il XIII e il XIV secolo, soprattutto in area germanica. Queste 14 figure di sante e di santi vengono invocati, diventano protettori per particolari malattie, particolari paure, pericoli improvvisi. Barbara proteggerà contro i fulmini e contro le morti improvvise. Vi faccio l'esempio di San Biagio, che per esempio proteggerà contro i problemi alla gola. Di San Biagio probabilmente parleremo successivamente, perché in Sardegna si crea anche una sorta di amuleto volto e legato a questo particolare santo. Peraltro ho in mente di creare un ciclo di lezioni dedicato ad alcune terapie che abbiano a che fare con mali specifici. Il mal di gola, il catarro, la tosse, le influenze sono un male che vorrei affrontare anche da un punto di vista squisitamente di medicina popolare, di etnomedicina. Quindi le 14 ausiliatori
ausiliatrici e ausiliatori sono quelli che ti ho raccontato. Se sei curiosa e se sei curioso puoi fare una ricerca online e li trovi molto brevemente. Ognuno di loro ha una specialità. Prima di andare avanti però è interessante, perché noi stiamo cercando di comprendere come Barbara si innesta nel territorio sardo e perché alcuni tratti di Barbara sarda sono così importanti. Ecco, a tal fine noi possiamo in un certo qual senso leggere i simboli presenti nel mito che vi ho appena raccontato, che ti ho appena raccontato. Torre è presente, reclusione femminile e verginità sorvegliata, simbolicamente rappresenta questo. Le finestre abbiamo già detto che dovevano essere 2, ma Barbara ne fa scavare 3, ne fa costruire 3, la terza se la autocostruisce, noi questo non lo possiamo sapere. La Trinità dovrebbe rappresentare questa terza finestra o questa voglia di libertà. Ricordiamoci che secondo alcuni miti da questa terza finestra Barbara riesce fino anche a uscire e volare, guarda il dintorno, si autobattezza, è lei stessa che decide per se stessa, cosa che ovviamente in liturgia non dovrebbe avvenire. Il battesimo viene imposto o viene donato da un sacerdote che è evidente, secondo il cristianesimo sa cosa stia facendo. Lei ci pensa da sé, diventa una sorta di braccio armato di Dio, fulmina immediatamente il padre che la ha, come dire, decapitata. Anche qui ovviamente ci dobbiamo andare con i piedi di piombo, perché secondo alcuni è volontà di Barbara, secondo alcuni è volontà di Dio. Comunque teniamo la folgorazione del padre, di Dio oscuro. Teniamola in considerazione questo elemento. E inoltre muore improvvisamente e quindi diventa la signora che protegge dalle morti improvvise. Questi sono tutti elementi presenti nel mito di Barbara. La cosa che secondo me è più interessante, ricordiamoci che Barbara non è l'unica ma è una delle più importanti, è che Barbara non compare negli scritti cristiani dei primi secoli. Iniziamo a sentir parlare, quindi ci sono delle fonti scritte che parlano di Santa Barbara solo qui nel VII secolo, e il culto si diffonde massicciamente solo nel IX secolo, soprattutto in Oriente. Non è un caso forse che Barbara abbia casa in Oriente. Non sappiamo nemmeno dove muore e non sappiamo nemmeno quando muore. Secondo alcune cronologie le datazioni oscillano, e quindi si parla in alcuni casi del 235, in altri casi si parla del 313. Questo approccio è tipico delle leggende composte tardi, che spostano i personaggi da un luogo all'altro per agganciarli ai culti locali. Quindi Barbara probabilmente è una santa estranea al cristianesimo, che è stata elaborata per essere agganciata e sovrapposta a culti locali presenti in diverse parti del mondo. Tant'è che spesso e volentieri muore in Oriente, ma secondo alcune tradizioni muore in Toscana e perfino muore in Roma. Quindi vediamo questa Barbara estranea nel mondo antico cristiano al cristianesimo, ma che improvvisamente arriva e la fa da signora, perché diventa veramente particolarmente importante come santa. Un'altra cosa che è molto curiosa e che vi racconto con grande interesse è che, a causa della scarsa attendibilità storica, nel 1969 Santa Barbara viene tolta dal calendario romano generale, non viene decanonizzata, cioè lei rimane e permane assolutamente santa, ma non essendoci fonti attendibili che parlino di questo culto, Barbara, il culto di Barbara non è più obbligatorio nella liturgia universale, però a livello regionale e nazionale si lascia la possibilità ai fedeli di seguirne il culto oppure no. Quindi ci sono una serie di particolarità che vanno tenute in considerazione. Vista la struttura che la narrazione di Santa Barbara prende, sono moltissimi gli studiosi che pensano e parlano volentieri, quando si riferiscono a Santa Barbara, di un personaggio leggendario nato probabilmente dall'intreccio di più racconti e dal riuso cristiano di un'antica divinità del fuoco e del tuono, una vera e propria divinità atmosferica, e questo è
risulta essere particolarmente interessante, anche perché vedremo che in Sardegna, e a quel punto la nostra lezione si interromperà, scopriremo infatti che in Sardegna esiste una figura similare facente parte del mito, che noi chiamiamo ancora oggi Madre del Vento, ma ci arriviamo fra un attimo. Prima di arrivare a quel punto potrebbe essere interessante ricordare che prima di Barbara esistevano in diverse zone dell'Oriente, ma non solo, divinità femminili che avevano a che fare con il mondo dei fulmini e con il mondo del cielo. Ve ne cito alcune, non ve le cito tutte, che possono essere messe in connessione con Barbara, cioè figure che esistevano, che hanno lasciato un buco religioso nel momento in cui il paganesimo decade, e il cui ruolo forse è stato preso dalla famosa Barbara di cui stiamo raccontando. E allora nel vicino Oriente romano era presente una divinità femminile guerriera legata alle tempeste, lei si chiamava Anat ed era la consorte di Baal. Non è esattamente una dea fulminea, una dea del fulmine pura, ma è legatissima, vincolata alle battaglie celesti. Vedremo infatti che anche Barbara in realtà contiene in Sardegna i fulmini, non li lancia, quindi ha una connessione con le battaglie celesti, ma il suo ruolo è piuttosto interessante, cioè lei li contiene e questo la rende quasi unica nel suo genere. Non sarebbe un caso isolato, infatti, che i miti delle antiche dee guerriere siano stati assorbiti in fase di cristianizzazione da altre figure, da figure di donne, martiri e vergini. Avevano poche connessioni, ma evidentemente, come abbiamo detto ad esordio della nostra lezione, laddove fu possibile si cristianizzò qualsiasi cosa. Quindi forse prima di Barbara c'erano altre figure e forse Anat era una di quelle. E poi ce ne sono anche altre di figure interessanti. C'è Baalat, la signora, è la controparte femminile di Baal. E poi c'è quest'altra signorina, dea potentissima, Atargatis, una dea assiro-mesopotamica connessa alle acque, ai pesci, ma anche ai fenomeni atmosferici. E questo è molto interessante, ai monti sacri e alla fertilità scossa dai venti. Sono tutte figure all'interno delle quali noi riusciamo a vedere la nostra carissima Barbara, che è legata ai fenomeni atmosferici, chiaramente, che è legata ai monti sacri. Se ci pensate bene, quella torre che vi ho descritto è un luogo scavato all'interno della pietra che protegge, e poi è anche fortemente connessa alla fertilità scossa dai venti, ma questo elemento lo vedremo fra un attimo, anzi meglio noi insieme forse non lo vedremo perché sarà presente nella lezione lunga, nella lezione completa, ma ricordatevi che in Sardegna questa figura della madre dei venti legata alle tempeste ha forti connessioni anche con l'elemento fertilità. Questo ve l'ho già raccontato, montagna torre, quindi queste signore Balat, Atargatis, Anat forse erano le dee che precedentemente a Barbara vegliavano sui fenomeni atmosferici e che poi con l'arrivo di Barbara vengono soppiantate, insomma diciamo così, cambiano nome. Ora la domanda che ci dobbiamo porre è questo: Barbara in Sardegna? Beh, Barbara in Sardegna conosce un culto densissimo, non vi darò tutte le informazioni perché potrebbero quasi diventare noiose, abbastanza, sono tante le informazioni che abbiamo su Barbara. Santa Barbara, ricordatevi che Santa Barbara è piuttosto venerata nel Sulcis Iglesiente, e questo ovviamente non è un caso perché quelli sono dei territori minerari abbastanza noti. Ricordatevi che la tradizione mineraria in Sardegna è presente, come se è presente. Mio nonno addirittura fu minatore e chiamò la figlia, per l'appunto, Barbara. Lui viveva a Narcao, era una delle sedi più interessanti per i minatori e c'era
un'attività mineraria molto forte in quella località, esisteva il tunnel Santa Barbara, lui ovviamente forse per ringraziarsi la santa alla quale si votava, chiamò sua figlia Barbara, un nome meraviglioso, ricco a questo punto di un sacco di sorprese. In Sardegna sono presenti numerose chiese, cappelle, altari dedicati alla santa, si festeggia il 4 di dicembre, le feste volte alla celebrazione di Barbara sono devozione religiosa, si mescola la memoria ai caduti, spesso e volentieri in connessione con le professioni che abbiamo detto, ma soprattutto Barbara parla fortemente di identità comunitaria. In alcune zone, pensate, è celebrata anche in maggio con la chiusura dell'anno minerario, e c'è anche un cammino minerario di Santa Barbara unico in Europa, che racconta appunto la devozione isolana nei confronti di questa interessantissima santa, ma soprattutto Barbara in Sardegna si lega al mondo delle morti improvvise, ma più ancora al mondo delle tempeste. E adesso nella prossima slide vedremo cosa mi spinge ad essere così sicura di questa affermazione. E quello che mi spinge ad essere così sicura di questa affermazione è Subrebu, che è intitolato a Santa Barbara con un antecedente maschile, anzi meglio con un collaboratore maschile che è Sant'Uliaku. Ora, in queste ultime slide che possiamo vedere insieme, ci leggiamo Subrebu, lo traduciamo e cerchiamo di interpretarlo, perché a mio parere sono presenti degli elementi interessanti. Questo Brebu è noto soprattutto in Campidano, anche se poi si è diffuso praticamente in tutta l'isola, è presente in Sardegna, non se ne trovano traduzioni differenti nel resto dell'Italia e nel resto dell'Europa, esistono preghiere diverse, ma questa assolutamente non è presente. Quindi è un'espressione devozionale tutta sarda. Santa Barbara e Sant'Uliaku, Bosu portaisis craisi de lampu, Bosu portaisis craisi de cielo, non tocchesi fillu allenu, né in domu né in susartu, Santa Barbara e Sant'Uliaku. Ora, per i non sardi, la traduzione letterale è questa: Santa Barbara. Ah no, non ve l'ho scritta, quindi ve la traduco, perdonatemi, pensavo di avervi fatto anche la slide di traduzione. Santa Barbara e San Giacomo, voi che avete le chiavi del cielo e dei lampi, voi che sì, voi che avete le chiavi dei lampi, voi che avete le chiavi del cielo, per favore non toccate i figli né miei né degli altri, né che si trovino in casa né che si trovino in campagna, e di questo noi vi preghiamo, Santa Barbara e Sant'Uliaku. È un Brebu molto interessante che ci mette immediatamente in connessione la santa, la nostra Santa Barbara, con il mondo dei lampi e dei fuochi che sono verticali come i lampi e fuochi che sono orizzontali come le esplosioni minerarie di cui vi ho detto precedentemente. Le cose che non devono passare inosservate sono gli elementi simbolici presenti all'interno di questo Brebu. Gli elementi agropastorali sono centrali in questa preghiera. Si richiede protezione e si invoca Santa Barbara e San Giacomo per ottenere protezione per la casa, per i campi, e ovviamente per tutti i figli. Da che cosa? Da forze naturali altamente distruttive come sono i fulmini. Non ne parleremo durante queste lezioni, ma ricordatevi che in Sardegna ci sono amuleti volti alla protezione dei fulmini e soprattutto delle piante che in Sardegna si dovevano piantare in giardino per far sì che la propria casa e le case del vicinato fossero protette dai temporali, diciamo così. E nelle lezioni precedenti abbiamo anche visto le 12 parabole, le 12 parole della forza, una preghiera volta appunto alla protezione dei fedeli contro i temporali. Una cosa interessante che vi voglio raccontare è l'equilibrio presente, archetipico e simbolico presente all'interno del Brebu. C'è Santa Barbara che si contrappone, anzi meglio, entra in collaborazione con l'elemento maschile, con Sant'Uliaku. Fra un attimo diremo qualcosa su Sant'Uliaku ed è San Giacomo, e sarà sicuramente, cioè perlomeno per me è stato decisamente molto interessante.
interessante. Barbara è una figura contenitiva, è una potenza contenitiva che non lancia il fulmine ma lo blocca, quindi è una figura, un'energia femminile di controllo e di protezione rispetto alle energie naturali, che entra in collaborazione con l'elemento maschile. Quindi questo ce la dice lunga in merito a come il sardo e la sarda di ieri vedevano probabilmente l'elemento femminile e l'elemento maschile non in contrapposizione ma in collaborazione. Sant'Uliaco, San Giacomo è una presenza un po' insolita, anche perché San Giacomo nella agiografia, quindi nella storia cristiana, non è un santo che ha a che fare né con il cielo né con i fulmini, non direttamente perlomeno. E quindi il fatto che sia presente in questo Brebu, in collaborazione con questa santa che abbiamo visto è chiaramente cristiana, ma che probabilmente ha legami con il mondo pagano, beh, ci spinge a pensare che anche Sant'Uliaco, San Giacomo, sia in un certo qual senso la sovrapposizione cristiana a una figura, un'energia cosmica arcaica che si legava a culti chiaramente pre-cristiani. Quindi in questo Brebu, che ribadiamo, è campidanese, ma che è noto in tutta la Sardegna, recitato contro i fulmini, i lampi e le tempeste, vediamo due energie, una femminile e una maschile, cristianizzate, ma che probabilmente un tempo avevano antecedenti pagani anche piuttosto interessanti. No, noi oggi non abbiamo la possibilità di raccontare qual era il nome di San Giacomo e qual era il nome di Santa Barbara, anche se possiamo supporlo. Qui cosa vi voglio raccontare? Insomma, quello che vi ho già raccontato, l'importanza dei Brebus nella tradizione popolare sarda, le radici profonde, storico-religiose di questi Brebus e quanto sia interessante conoscerli per conoscere meglio la tradizione isolana. Una piccola asterisco, dobbiamo metterlo prima di concludere la lezione, ed è sicuramente questo qui. La preghiera è nota nella zona campidanese della Sardegna e lì è molto diffusa, la ritroviamo anche altrove in Sardegna, ma probabilmente il fuoco d'origine è la zona campidanese. Qualche preghiera similare la possiamo trovare anche in Veneto, in Emilia-Romagna, ma ricordiamoci che Santa Barbara, che pure compare contro le saette e contro i tuoni, è associata a San Simone e le formule dialettali sono completamente differenti. Né l'una né l'altro, fra le altre cose, possiedono le chiavi del lampo e le chiavi del cielo. Quando vi ho detto che abbiamo la possibilità di intuire o sospettare quali fossero i nomi precedenti di Santa Barbara, non scherzavo, lo vedremo nella lezione completa. Ma probabilmente Santa Barbara, scusatemi, la slide giusta era questa, probabilmente Santa Barbara ha delle forti connessioni con quella figura pagana che noi chiamiamo la madre del vento, Samame Suentu. E quindi noi possiamo sicuramente mettere in connessione Santa Barbara con la madre con la madre dei venti, lo vedremo meglio approfonditamente nella prossima lezione. La possiamo mettere in connessione con Nannai e con il suo carro, Sugarro e Nannai, e la possiamo mettere in connessione anche con Mommotti, un vero e proprio demone, dei quali vi racconterò approfonditamente la prossima volta. C'è una filastrocca che un tempo probabilmente era preghiera, che racconta della madre del vento che per calmare la tempesta di notte si sposa con Mommotti. La filastrocca inizia raccontando l'arrivo di Sugarra e Nannai. Di tutto questo parleremo successivamente. Se volete sbirciare, curiosare o studiarvi la lezione completa, sarà disponibile in questa Magic Box natalizia della Janas Academy,
che sarà disponibile a giorni. Sarà in vendita dal 21 di dicembre al 6 di gennaio e a breve vi lascerò il link per preordinare questa box. All'interno della box troverete seminari Janas Academy nuovi, cioè che elaborerò proprio per in occasione di questo Natale, la lezione sul sale, la lezione sul mirto, la lezione completa sul Natale, oppure potrete inserire all'interno della Magic Box alcune tipologie di seminari già presenti nel catalogo Janas Academy e che voi potrete aggiungere in questa borsa virtuale, diciamo così. Io con questo vi saluto, la slide giusta è questa qui. La prossima lezione sul ciclo natalizio sarà dedicata a Santa Lucia e cercheremo di capire quanto sia importante in Sardegna Santa Lucia. Vi parlerò di dolci terapeutico-magici e vi darò qualche suggestione in merito agli amuleti che si legano a questa santa, grande protettrice degli occhi. Terza lezione invece sarà dedicata a Savaschi Gedda, quindi a tutte quelle tradizioni materiali e immateriali che si legano in Sardegna al Natale. Vi abbraccio, vi ringrazio per la vostra presenza, per il vostro ascolto e ci vediamo la settimana prossima.